Stati Uniti nella morsa del gelo. Gran parte del nord del paese è sotto l'effetto del Polar Vortex, una massa di aria gelida sprigionatasi dal polo nord con condizioni climatiche proibitive e che ha già provocato 2 morti. Sono 200 milioni di persone, circa 2/3 della popolazione americana, costrette ad affrontare ghiaccio, neve e vento. In alcune località americane temperature mai così basse, tra i -30 e i -45 gradi nella zona dei Grandi Laghi, con punte di -50 gradi in Minnesota. A Chicago, come in gran parte del Midwest, in queste ore il freddo ha raggiunto i livelli del Polo Nord. Condizioni che stanno provocando pesanti disagi anche nel traffico aereo e nelle amministrazioni. 3.500 i voli già cancellati. I governatori del Wisconsin e del Minnesota hanno dichiarato lo stato di emergenza. Scuole, università e uffici resteranno chiusi. Un'allerta che sta per coinvolgere anche gli stati della costa orientale americana, dal Maine alla Pennsylvania al Maryland. E Donald Trump, per nulla allarmato, ci scherza su. Il vento freddo sta raggiungendo -60 gradi. Cosa diavolo sta succedendo con il riscaldamento globale? Per favore, torna presto, ne abbiamo bisogno, ha twittato il presidente, indifferente agli allarmi degli scienziati. Nell'emisfero opposto, l'altra faccia del clima che sembra ormai impazzito. In Australia, Nuova Zelanda e Tasmania ondate di calore stanno provocando stragi tra gli animali e incendi devastanti. Nel Nuovo Galles la temperatura più bassa registrata durante il giorno è stata di 36 gradi, ma in molte città australiane i termometri hanno raggiunto per il 14° giorno consecutivo una temperatura sopra i 41 gradi.